È arrivato a Ponte della Priula, mi sono trovato di fronte a dei lampeggianti dei carabinieri. La prima impressione è che ci fosse stato un incidente, perché si vedeva un tir bloccato in uscita dalla rotatoria, si vedeva il plateatico di un bar completamente distrutto, quindi sembrava che il tir avesse sbagliato manovra. In realtà, dopo avvicinandomi, ho visto che c'erano dei carabinieri che intimavano a una persona di mettersi per terra, una persona in evidente stato di alterazione che urlava, vetrine rotte, c'erano le fioriere per terra, c'erano delle macchine ferme con dei danni notevoli sul cofano, probabilmente dovuti a dei pugni, e quindi una situazione molto critica con diverse persone che stavano guardando, nonostante fosse un'ora tarda. E vedere situazioni come queste fanno riflettere e ci fa arrivare a una conclusione, che chi arriva nel nostro paese e delinque, spacca, spaccia o si presta a dati di questo tipo non può rimanere nel nostro paese. Dobbiamo veramente dire grazie alle forze dell'ordine che intervengono sempre, però ci deve essere anche una presa di posizione forte per rimpatriare chi non si merita di stare in Italia e in Veneto.